cinema. Prego? Con me non ci andiamo sicuro. Come non ci andiamo? Bisogna andare tutti insieme. Le telecamere! Aspetta che mi pettino un attimo. Aspetta che intanto mi alzo. Scusate, che qua siamo in diretta. Scusate. Sempre, Piacere, Domenico Canizzaro. Onoratissimo Riccardo Ruta. Ruta. No, adesso uno non mandava bene, hai due ragione. meglio, no? Tu hai bisogno, essendo un televisivo, di delle cuffie? Ma guarda, No, le chiedo, possiamo mettere tanto per saluto i parenti. No? Seguiamo la coreografia e mettiamo. Ecco, mettiamo le cuffie, ok. Oh, allora spieghiamo intanto cosa sta succedendo, che i nostri ascoltatori sono. Perché mi stai a saperlo, mettevo il vestito buono. Allora, dicevo, siamo. Benissimo. Grazie, molto gentile. Siamo con i nostri amici di 360 gradi, con tanto di telecamere, vedi che sono anche emozionato. Si dice che l'occhio vuole sempre la sua parte. È vero, Quindi... soprattutto la sua parte, ma non solo l'occhio. E noi abbiamo portato l'occhio a Radio Time. Avete fatto bene, Allora, un'occhiata per capire cosa avviene in radio, ovviamente. Siete curiosi? Cosa fate voi? Però ti dico pure cosa facciamo noi. Certo. Noi siamo curiosi, noi guardiamo il mondo a 360 gradi, o meglio, ci proviamo, poi non sempre ci riusciamo, però ben venga insomma che ci si provi. 360 gradi è una gran bella idea. È un programma che parla adesso di prima tutto. spiegamelo, poi vediamo se è una bella idea. Cioè, No, adesso... ma è un'idea. Sì. Il problema è poi farla crescere, no? Sì. Tu sei sicuro? No, io sono curioso, certo, sono curioso. È vero, è Ecco. vero. Scusa, guarda. siamo collegati, non te lo spiego, siamo collegati col Brasile, perché l'azienda qua scuce, e abbiamo un satellite che ci mette in contatto con Caponettigno, che è un famoso... Buongiorno. Oh, salve. Riccardo Ruta. Piacere, Ma che come va? succede? E hanno fatto un'incursione i ragazzi della televisione qua alla radio, quindi siamo in contatto col Brasile, siamo con loro, è fantastico. Io credo che in migliore compagnia tu non ti potessi trovare. Lo so, è per forza, ma tutti qua sono degli amici. Grazie. Eccolo. Allora, Poi 360 invidio gradi. tantissimo il Brasile. Lui se la spassa, qua Vedere si il cocco in lavora. spiaggia, cose. Sono bello. soddisfazioni della vita. Lo so, per noi sono no? sofferenze. Dunque, 360 gradi, prodotto televisivo? È una idea mia e di un mio carissimo amico, un tale Marco Alduina, insomma, Due loschi figuri, conosco entrambi, garantisco per loro, sì. Sti cazzo. Come no. col quale abbiamo partorito di fare televisione, insomma, una bella mattina lui dice: sai, ieri sera ho fatto sesso. Ho detto: ma davvero? Dice: sì, è stata una serata splendida, ho fatto sesso a 360 gradi. Ma davvero? Sì, E così è venuto fuori il magari. numero. No, stavo pensando che c'è stata un'evoluzione nel mondo, io ero fermo a una gradazione diversa. No, ma comunque, al di là di tutto, quindi questo è il prodotto radio televisivo. Sì, che in però radio televisivo è adesso- molto complesso, ti molto spiego. complesso, sì. Sarò molto veloce. Ok. Programma che racconta in 3 servizi un po' quello che accade a Palermo, Sì. quello che accade dal punto di vista sociale Sì. nella città di Palermo, quindi eventuali disagi, eventuali condizioni di vita di stranieri. Che ha dentro la notizia. Beh, certo, siamo dentro la notizia. Infatti, ma certo, meglio di noi poi chi può dire. certo. E poi, non so, varie curiosità. Abbiamo un confessionale, le 360 parole. Ah, come al Grande Fratello. Sì, esatto. Confessionale dove tu puoi dire quello che vuoi. Ovviamente magari un argomento in particolare per sapere la tua opinione. Però viceversa, tu hai uno sfogo che poi in televisione, insomma, tutti quanti possono ascoltare. Altro mezzo e canale, insomma, molto carino e interessante è quello dei cortometraggi che è stato istituito quest'anno. Tu realizzi un cortometraggio, noi lo mandiamo in onda. Quindi e, chiunque può partecipare, insomma. Sì, sì. Anzi, Ah, noi che bello. preghiamo eventuali ascoltatori di Radio Time a poter inviare dei corti alla redazione di 360 gradi e eventualmente, se sono dei bei prodotti, perché no? Parteciperanno a questo nostro concorso. Molto interessante, Questa molto interessante. tentazione È in una più. bella tentazione, hai ragione, è una bella tentazione. Quindi ci sarà, lo diciamo, una sinergia, insomma, faremo delle cose insieme, Radio Time e 360 gradi, cercheremo di coniugare radio e televisione laddove sia possibile, insomma, non è facilissimo. Insomma, faremo partorire un'altra idea a questo punto per capire il connubio che ci può essere, perché insomma, un po' si parla di DJ, c'è MTV che l'ha fatto per molto tempo. Adesso insomma, forse è una realtà locale, però vogliamo provarci anche noi. Proviamoci. Bella Ma voi state riprendendo per poi mandare tutto in TV? Noi faremo un piccolo servizio proprio dove introduciamo Radio Time, la salutiamo, facciamo Come apprendere a Bezzoli. tutti i telespettatori. Senti, facciamo una 360 cosa, gradi. mettiti da questa parte, aspetta, mettiti da Questi qua. cavi che passano sono un po' No, lunghi, perché se mi riprendete dal posteriore, qua di riflette con la luce non funziona. Mi metto. No, c'è la lunetta, Cerco di poi non imparare. vorrei con la luce. Cerco di imparare. Allora vi spiego anche cos'è in 30 secondi, cos'è il Dog Time. Ma prego, faccia pure. Dunque, questa è Radio Time, l'avete sentito, il Dog Time è un programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, 3 ore sciroppate in diretta.
360 e solitamente ci occupiamo di un sacco di cose varie, anche noi a 360 gradi se vogliamo. Insomma, traiamo spunto da una serie di notizie, un programma di puro intrattenimento, facciamo anche altre cose e tieni conto che in effetti amiamo dissacrare molto, quindi è molto ironico. Dissacriamoci, sì, dissacreremo dammi molto. Un esempio di questo tuo spazio, dimmi. Ma tu, guarda, commentavo proprio un attimo fa una notizia che arriva velocemente, arriva dai ricercatori di Taiwan che hanno scoperto che il fumo accelera la caduta dei capelli. Tu fumi? Guarda, io fumavo, ho smesso per fortuna, perché stavo perdendo capelli. Hai visto? Io non ho mai cominciato e già li ho persi. Come funziona? Fumo passivo. Fumo passivo, è colpa sua, del tecnico, inquadratelo quell'osco figura. Tony Tonè, ve lo presento. Vabbè, insomma, questo è un po' il quadro generale. Allora ci vedremo, avremo modo di collaborare. Sì, perché no? Veniamo a trovarvi noi in radio direttamente, portiamo la telecamera. Quindi noi finiremo in televisione, voi finirete in radio? Sì. Interessante sta cosa. Va Basta che stiamo seduti però, così non ci facciamo male. Ok, lui viene sempre. Senza usare troppo. Per inquadrare lui come si fa? Uno specchio. È la domanda. Portiamo uno specchio alla Portate uno prossima specchio, volta. fate vedere Vincenzo, giusto? Il nostro cameraman di fiducia. Caspita. Vabbè, complimenti. Ragazzi, a presto allora, Grazie alla Radio Time, prossima. un saluto a tutti i telespettatori di 360 gradi. Grazie a 360 gradi, fate un augurio di quindicinale? Fate gli auguri di Natale adesso 15, allora voi? 3x5, 3 numero perfetto e quindi buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti da parte loro, noi siamo qua tutti i giorni. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao ciao. Radio Time. Com'è? Ah, fuori onda! Adesso sì che mi pettino te. Ah, Com'è andata? penso bene, dai, insomma. Ok.